Niente accordo tra gli operatori ecologici impegnati in una lunga vertenza legata ai ritardi nel pagamento degli stipendi e il comune di Porto Empedocle. Così anche questa mattina i netturbini della Real Marina non hanno raccolto la spazzatura. Le conseguenze di questo stop, che si aggiungono a quelle legate alla chiusura della discarica di Siculiana, stanno generando una nuova crisi igienico-sanitaria per Porto Empedocle. Al momento i lavoratori devono percepire le mensilità di marzo, aprile e maggio 2017 e aprile e maggio dell'anno in corso. Gli operatori ecologici empedoclini hanno ribadito che se non riceveranno rassicurazioni sulle somme che l'amministrazione deve versare alle imprese che a loro volta dovranno pagare gli stipendi, non torneranno al lavoro. E lunedì prossimo potrebbe iniziare la protesta a oltranza anche per i netturbini di Agrigento. Il comune snobba le richieste dei sindacati, salta il tavolo delle trattative e viene convocata un'assemblea il prossimo 11 giugno, quando i lavoratori si fermeranno per 2 ore per decidere sul da farsi. Ad oltre una settimana dal tavolo di conciliazione in prefettura, il comune di Agrigento non ha risposto sulle problematiche sollevate e discusse, si legge in una nota congiunta di CGIL, Cisle e UIL. Il servizio sta vivendo un momento di forte difficoltà, i gestori sono costretti ad allungare i turni di lavoro per evitare che alcune zone rimangano senza servizio. Con questo sistema i lavoratori avrebbero già accumulato più di 2 mesi di ferie non godute, a cui si aggiunge appunto la situazione emergenziale della città che nasce, secondo i sindacati, dalla scelta scellerata di ridurre drasticamente il numero di lavoratori addetti allo spazzamento con la loro utilizzazione per i servizi di raccolta e trasporto. Ed è proprio per il mancato spazzamento e discerbamento che gli abitanti del quartiere Villaggio Peruzzo sono intervenuti autonomamente, autotassandosi per ripulire la zona. Ma ci tiene a precisare il consigliere Gerlando Gibilaro, non si tratta di protagonismo civico, ma di disperazione. Ed è lo stesso sentimento che accomuna gli abitanti di un altro quartiere, Zingarello. Quella che doveva essere un'isola ecologica torna a essere una discarica. Poi l'emergenza che riguarda ed accomuna ben 66 comuni, la chiusura della discarica di Siculiana. Al momento i rifiuti di tutti questi comuni non hanno una destinazione, il problema è grave, l'emergenza incombe. Tutto nasce dopo il no del Ministero della Proroga dell'ordinanza che permetterebbe alle discariche di lavorare oltre i limiti concessi dalla legge, a chiudere i cancelli e la discarica dei fratelli Catanzaro, off limits da una settimana ormai. Ma i rifiuti dovranno trovare una sistemazione, il tutto dovrà farsi con la massima urgenza.